Mobilitazione ad oltranza nel giorno in cui avrebbe dovuto esserci l'incontro tra dirigenze e sindacati per discutere dei 4 licenziamenti. La protesta prosegue fuori dalle fonderie Anselmi di Campo San Piero. I vertici della nuova gestione, che 2 anni e mezzo fa avevano acquisito la storica fabbrica che rischiava di chiudere, non hanno voluto incontrare la rappresentanza sindacale e così i lavoratori, dopo aver bloccato lunedì pomeriggio per qualche minuto il traffico lungo la statale del Santo, sono tornati a protestare. Hanno cercato di spiegare la situazione a uno dei dirigenti che martedì mattina stava entrando negli uffici di Campo San Piero. Abbiamo ribadito la nostra convinzione sul fatto che i licenziamenti vadano ritirati, che assolutamente questa situazione deve finire il prima possibile. Grandi risposte non ne abbiamo avuto, hanno detto che avrebbero fatto una valutazione con Confindustria Vicenza, per cui noi attendiamo, ma non attendiamo passivamente, attendiamo mobilitandoci. Una mobilitazione che non interesserà solo lo stabilimento di Campo San Piero, fanno sapere. I lavoratori hanno annunciato infatti scioperi anche nella sede della VDP di Schio e delle fonderie Zen di Albignasego, recentemente acquisite dalla stessa proprietà. I 4 lavoratori che a fine novembre rischiano il posto sono 3 addetti alle pulizie e una rappresentante sindacale RSU. I sindacati chiedono un confronto per capire le intenzioni della proprietà e per conoscere il piano aziendale. Per questo hanno scritto anche al prefetto di Padova perché convochi presto un tavolo. È stata una presa di posizione dell'azienda che noi sinceramente non pensavamo fosse così. Avevamo già a luglio iniziato a parlare di investimenti, di possibilità di occupazione, di possibilità di formare i lavoratori per nuove attività, quei clienti che avevamo mantenuto con la vecchia proprietà e quei nuovi clienti a formare nuove situazioni. Questo è una cosa che fulmina a ciel sereno sostanzialmente, che noi non possiamo accettare.